paccheri fritti ripieni, ricetta tipica napoletana. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo una ricetta tipica campana. Sono dei paccheri fritti ripieni. Sono un antipasto, ma possono essere anche un primo, accompagnato chiaramente da un altro primo, perché penso che più di 5 non se ne possano mangiare. Sono semplici da fare. I ripieni sono vari, nel senso che la base è sempre la ricotta, però io li faccio tradizionali, cioè con la pancetta, con un poco di soffrittino di cipolla, e poi viene condita questa ricotta e riempiti i nostri paccheri, poi vengono ben impanati e poi vedrete il procedimento. Si possono fare anche col salmone, facciamo lo stesso procedimento, la cipollina, mettiamo il salmone fresco o l'affumicato e procediamo allo stesso modo. Se vogliamo mettere il salame invece non cuociamolo, facciamo la nostra cipollina a parte e poi ci aggiungiamo il salame e condiamo la nostra ricotta. Si possono fare con la carne tritata, si possono fare tritata e piselli, insomma veramente potete sbizzarrirvi, però l'originale è con la pancetta. Come antipasto sono simpaticissimi, si danno 2 o 3 di questi oppure si mettono nel buffet tranquillamente. L'unico problema è che si devono friggere al momento, però è un problema diciamo di facile soluzione, perché l'unico problema reale è friggere al momento, perché poi noi li facciamo tranquillamente prima, cioè li prepariamo, ce li mettiamo in frigorifero, li pariamo anche, poi li passiamo un po' un'altra volta nel pane prima di friggerli. Si friggono con olio molto caldo perché devono essere proprio messi, fatti dorare e levati subito, quindi velocissimi da fare. Quindi io vi consiglio di non riscaldarli poi nel forno perché si ammosciano, devono essere croccanti. Quella è la bellezza, sentire questa pasta croccante con questo morbido dentro della ricotta, veramente saporiti. Come vino io vi consiglio o un rosato o un rosso giovane, anche frizzante va benissimo. Vi lascio gli ingredienti e poi la facciamo. Questi paccheri ripieni, gli ingredienti per 2 persone sono 12 paccheri, in questo caso sono dei paccheri rigati ma vanno bene anche lisci. Poi abbiamo 180 g di ricotta vaccina, 20 g di pancetta attesa, un cucchiaino di prezzemolo tritato fine, 10 g di provola o scamorza affumicata semistagionata, 15 g di cipolla o bianca o bionda, olio extravergine, del pangrattato, sale, pepe e poi ci servirà dell'olio per frittura, un uovo e un po' di latte. Insieme al pangrattato, per fare la nostra impanatura, ci servirà anche della farina di semola rimacinata. Per guarnire i nostri paccheri poi nel piatto io userò degli spaghetti integrali che cuoceremo sempre al dente. Diciamo che sono 10-15 spaghetti. Se non avete quelli integrali potete usare anche quelli diciamo di grano duro. L'acqua per la pasta bolle, io ho messo già il sale, adesso metto un cucchiaino in questo caso perché insomma è piccola la pentola, se no un cucchiaio se ne fate di più, di olio, e ora butto i paccheri e li giro lentamente in modo che non si rompano. Ho messo l'olio per evitare che si attacchino. Li facciamo cuocere normalmente come una qualsiasi pasta, quindi insomma li facciamo molli, belli al dente come mangiamo di solito la pasta, e poi li metteremo in acqua fredda in modo da fermarne la cottura. Ho messo i paccheri in acqua fredda dopo averli scolati e adesso li riscolo e faccio colare tutta l'acqua, li faccio asciugare bene. Adesso che la nostra cipolla è bella rosolata ed è cotta, io ci aggiungo la pancetta che, come vedete, ho tagliato a dadini piccolissimi, devono essere veramente piccolissimi, se no poi nel nostro pacchero troppo grandi non vanno bene, non si
aggiustano e si accomodano bene nella ricotta, quindi fateli molto piccoli. Adesso facciamo rosolare un poco la nostra pancetta a fiamma bassa. Ho unito alla ricotta la pancetta con la cipolla che abbiamo rosolato e il cucchiaino scarso di prezzemolo tritato. Adesso ci metto anche la scamorza, pepiamo e saliamo. Io assaggio prima, scusatemi, ma un po' poco ce ne vuole, perché la pancetta è bella saporita, quindi avendo messo anche il sughetto ecco qui, il nostro composto è pronto. Io un altro poco di prezzemolino pure ce lo metto, che ci sta bene. Ci starebbe bene anche della rucola, però preferisco il prezzemolo. Ok, e adesso ci dobbiamo riempire i nostri pacchi, che come vedete io ho messo in piedi in modo che non si sono attaccati poi stando stesi uno sull'altro. Adesso ci mettiamo tutto in un sac à poche oppure con un cucchiaino ce li riempiamo. Io mi sto riempendo i paccheri con la mia sac à poche, metto un dito sotto e non li riempio moltissimo, perché sennò poi quando li dobbiamo friggere tende ad uscire il ripieno. Ce li facciamo tutti così e poi ce li impaniamo e li friggiamo. Ho messo nel mio uovo un cucchiaio di latte. Adesso ci metto un po' di sale e questo è fatto. Nel pangrattato io ho messo 3 cucchiai di pangrattato e un cucchiaio di farina di semola rimacinata. Me lo mischio bene e adesso incominciamo ad impanare i nostri paccheri. Io li posiziono qua latte e pangrattato, prendo i miei paccheri, me li passo nell'uovo e poi nel pangrattato. Sigilliamo anche il lato della nostra farcia, perché se no tende ad uscire, perciò vi ho detto non fateli troppo pieni. Ecco qui, questi dovranno andare in olio molto caldo, quindi si friggeranno velocemente. Io me li poggio qua, ne facciamo un altro, così vedete bene. Ecco qui. Una volta preparati tutti i nostri paccheri, visto che questi devono andare assolutamente serviti caldi, quindi dobbiamo friggerli al momento, insieme all'altra frittura nel caso, e ce li mettiamo in un piatto con del pangrattato sotto, in modo che se dovesse uscire un po' di umidità dalla ricotta viene assorbita dal nostro pangrattato. Li possiamo lasciare tranquillamente così e poi al momento di friggere ci facciamo un'altra giratina, così li puliamo bene dal pangrattato e poi ce li friggiamo. Per fare una guarnizione simpatica, già ve l'ho detto che l'avremmo fatta, io sto passando la mia pasta integrale, che vi ricordate abbiamo bollito giusto per farla ammorbidire, nella farina e nel pangrattato, farina di semola rimacinata nel pangrattato che mi erano rimasti. Adesso me li friggo, vediamo un po' se è caldo, sì, così. Prendiamo la forchetta e
e li giriamo. Anche questi fiamma abbastanza alta, e anche questi poi dovremmo metterli su carta da cucina. Ecco qui, questo è il nido, vedete com'è croccante, che useremo per poggiare e mettere intorno i nostri paccheri. Ecco i nostri paccheri fritti ripieni, pronti per essere serviti. Buon appetito a tutti!